Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola pillola del vostro Marietto Veneziano sul tema i tempi che stanno correndo, i tempi che arriveranno e insomma come potersi difendere da questo sistema di tessura sociosanitaria, ma in futuro anche di una guerra propria. Partiamo un po' da quello che diceva il Mariazzo nel 2020, anzi, abbiamo cominciato a dire nel 2010 che sarebbe arrivata una guerra in carne e ossa, cioè una guerra di quelle sostenute. Ma già nel 2020, quando avevo spiegato che eravamo sotto degli influssi, intendo spiegato per l'Europa, che era sotto degli influssi planetari nefasti dal 2020 al 2026, ma teniamoci larghi fino al 2029. Nel 2020 è scoppiata questa pandemia e vediamo che alcuni stati, tipo l'Inghilterra, la Danimarca, la Spagna e fra un po' anche la Svizzera, cercheranno di uscire perché questa pandemia con le proprie leggi, con i propri limiti, ha sicuramente indebolito l'economia e ci ha reso sempre più dipendenti dalle energie che vengono dall'est. Mm. E come dicevo già nel 2010, i nostri nemici futuri, ma che futuri vicini, saranno ufficialmente gli eserciti dell'est. E vediamo già che sono posizionati davanti ai confini ucrainici e vediamo che ci sono già più di 100.000 soldati armati di tutto punto con tanto di Panzer, navi d'appoggio sul Mar Nero. Insomma, lì basta una false flag e la situazione precipita. Certamente ci sono degli attori mondiali, tipo la Germania, tipo anche l'Italia, che non la vogliono questa guerra, per il semplice fatto, che siamo subordinati all'energia russa, cioè praticamente il 30-40% delle fabbriche, sia tedesche e anche le città italiane, vivono del metano, russo. Però il problema è che vi ho spiegato che le guerre non vengono create da un oggi a un domani, no? Nei gruppi esoterici si sanno che le guerre vengono create in un raggio di 30-40 anni, prima di 30-40 anni, per darvi un esempio, si sa già fra 30-40 anni che altro tipo di guerra inizierà in altre parti del mondo. Quindi questa guerra che si sta avvicinando è già stata progettata alla fine della seconda guerra mondiale e alcuni pensano, ma se la Russia ci sta dando il gas, ma per quale motivo ci sta regalando questo aiuto economico per far andare avanti le fabbriche, le industrie? Perché dovrebbe farci la guerra? Ma la Russia fondamentalmente ha costruito questi pipeline, come si chiamano poi, questi tubi per portare qua il metano, ma non tanto perché interessa il benessere come si suol dire, dell'Europa, no? Perché sta foraggiando sia la Germania che l'Italia. La Russia ha dato questa forza a queste due nazioni, anche le altre chiaramente, per il semplice fatto che sa benissimo che ci invaderà e quando ci invaderà queste tubazioni, queste reti energetiche serviranno poi a loro per dominarci meglio. Quindi diciamo che si può interpretarla come una mela avvelenata. D'altra parte gli americani sono ben contenti che in Europa possa scoppiare una guerra così che indebolisce sia l'Europa, indebolisce sia la Russia e gli americani possono trovare come si suol dire, uno spiraglio per abbassare le aree anche cinesi. Il problema è che non avverrà come pensano gli americani, ma purtroppo, visto che viviamo, o per fortuna, visto che viviamo in un periodo karmico importante, sicuramente, come ha visto Marietta da piccolino, la Russia ci invaderà, ci porterà nel Medioevo e poi lì a quel punto lì non ci sarà neanche più il Marietto e arriveranno i cinesi che ci porteranno nella preistoria.
Quindi, cari amici, cosa posso dirvi? In sintesi è che se quelli che pensano che i russi ci hanno dato il gas, hanno fatto in modo di costruire i gasdotti per aiutarci economicamente, forse non hanno capito che loro l'hanno fatto solamente perché sanno che un indomani saranno loro qui e hanno bisogno del gas. In più gli americani gli va bene che si accenda una guerra in Europa così che teniamo caldo un fronte russo e loro potranno orientarsi nel settore cinese, nel mare della Cina, e così non avranno problemi con la Russia. Mm. Quindi cosa fare? Beh, attivare i circuiti radionici che il Marietto ha già dato dal 2010 nel sito del capitano, e se sapete qualche preghiera che il Marietto non sa, è meglio che incominciate a dirla, perché già questa pandemia, che chiaramente a detta di molti specialisti è stata costruita a tavolino nelle basi militari che studiano i batteri, no? E i virus, ha detto di questo, e anche io ho un grande, come si suol dire, pensiero in quella direzione. Ci credo per il semplice fatto che questi virus chiaramente sono stati creati sicuramente in qualche base militare. Quindi, finito questa emergenza creata dal nulla, molto probabilmente ci aspetterà una guerra, e si aspetta solamente una false flag dell'Occidente per fare in modo che i russi siano in ogni modo costretti ad attaccarci. I russi questo lo sanno che ci hanno dato le pipeline, cioè praticamente questi tubi, questa rete energetica per fare in modo che in futuro, quando loro saranno qui, avranno il gas, e via, ci sta praticamente avverando quello che il Marietto già nel 2010 aveva detto. Aspettiamoci nel Donbass qualche bella sorpresa, qualche false flag che praticamente accende la miccia. Bene, cari amici, grazie di avermi seguito e alla prossima, ciao.